quanto riguarda i paesi che oggi sono più a rischio, in cui abbiamo visto un'incidenza molto forte, la Spagna, la Grecia, il Regno Unito, i Paesi Bassi, il Belgio, la Francia, per far sì che le persone che rientrano da questi paesi si sottopongono al tampone o all'interno degli aeroporti oppure in uno dei nostri centri tampone. Il bollettino di oggi dice 600 nuovi casi positivi, però l'occupazione ospedaliera è sempre un'occupazione minima e tutte le persone che oggi abbiamo, soprattutto nell'area critica, nelle terapie intensive, sono tutte persone non vaccinate. Questa è testimonianza che la vaccinazione è una protezione nel contrarre la malattia in maniera molto più forte. È in discussione proprio in queste ore la revisione dei parametri, quindi il decreto del 30 aprile del 2020 che aveva individuato i 21 parametri e si sta fortemente parlando, le regioni lo avevano già ribadito e sottolineato, di un parametro più principale rispetto a quello dell'RT sintomi, ossia quello ospedaliero dell'occupazione dei posti in area critica e in area non critica, che riteniamo oggi con lo scenario della vaccinazione è il parametro principale.